Pro Favara, la seconda forza del campionato, ha vinto tutte le partite in trasferta, in casa ha lasciato pochissimi punti, insomma è stata una partita ardua. Come l'ha vista? Lei come l'ha vista, mi scusi? L'ho vista a fasi alterne. E meritavamo forse di perdere. Lo deve dire lei, non lo devo dire io da Vabbè, ma lei da giornalista può... Farò il mio commento, lei faccia il suo. No, una partita che è giocata bene anche dal Pro Favara, dove sì, due forze che si sono annullate e nell'unica occasione di un calcio piazzato abbiamo subito questo gol. Non so se poi nel gol che avevamo pareggiato la partita saranno le immagini a dire se era un fallo sul portiere. A me non mi è sembrato un fallo sul portiere. Cosentino, sì, Alberto Cosentino. Ed è già la seconda volta che mi capita, perché anche domenica avevamo fatto un gol valido e ancora una volta non convalidato. Però non ci attacchiamo a queste cose, bisogna reagire. Abbiamo venduto cara la pelle, ci credevo anche che abbiamo avuto anche soprattutto nel primo tempo, anche delle buone occasioni. Ci aspettavamo anche a favore di Vento di un ritorno dal Pro Favara, però forse abbiamo dato spazio su un paio di tiri da lontano, per cui la mia squadra aveva fatto un'ottima gara anche nel secondo tempo. Però il calcio è questo, bisogna accettare il verdetto e guardare avanti al prossimo avversario. E a proposito di guardare avanti, qual è il proseguo del Misilmeri? Il proseguo del Misilmeri, da quando mi sono insediato, è quello di raggiungere quello che è il nostro primo obiettivo. Io ho preso la squadra che aveva 8 punti e da qualche settimana che ci siamo un po', tra virgolette, fermati non dal punto di vista delle prestazioni, ma dal punto di vista dei risultati. E dobbiamo riprendere di nuovo a camminare, perché il nostro primo obiettivo è quello di centrare la matematica salvezza, e poi tutto quello che viene dopo è tutto di guadagnato. La prossima con il Geraci, che partita si aspetta, mister? Sarà un'altra partita difficile, perché il Geraci è una squadra che gioca anche abbastanza bene, con elementi che giocano bene, giocatori importanti per la categoria. Abbiamo un altro impegno abbastanza difficile, però cercheremo di presentarci al meglio e di poter ripartire nuovamente con un risultato positivo.